15 pazienti ricoverati per West Nile all'ospedale di Padova, di cui 6 gravi. E sono 6 anche ricoverati dell'azienda sanitaria nelle ultime 24 ore. 4 sono stati affidati al reparto di malattie infettive, 1 alla neurologia, mentre 2, un uomo di 66 anni di Maserà ed una donna di 51 anni di Polverara, sono già in terapia intensiva. Sono ormai più di 60 le persone contagiate in città, dove il comune di Padova ha varato la terza ordinanza che allarga le disinfestazioni speciali anche a Via del Bigolo, dove risiedeva Mariano Bellamio, morto lunedì scorso. E proprio l'azienda sanitaria informa che dall'accesso alla certificazione del contagio possono passare dalle 24 alle 48 ore, il tempo necessario per sviluppare tutti gli esami di laboratorio che attribuiscono con certezza la diagnosi di West Nile. Complessivamente, conferma anche il direttore generale Giuseppe Dalben, i casi stanno aumentando con una certa velocità e l'impatto della malattia sulle strutture ospedaliere non è trascurabile, tanto che West Nile ha soppiantato il Covid per numeri in molti reparti anche ad alta intensità di cura. Una malattia da non sottovalutare, quindi, che nelle forme più gravi riguarda soprattutto persone che hanno già altre patologie o immunocompromesse per le loro malattie. Febbre, debolezza per arrivare nei casi più gravi ad un forte mal di testa, interessamento meningeo con meningoencefaliti ed altre forme neurologiche sono i sintomi del virus e possono arrivare a mettere in pericolo la vita dei pazienti. Serve grande prudenza e adottare anche le misure di protezione a qualsiasi età, sottolinea ancora il direttore generale Giuseppe Dalben. L'invito però rimane quello di evitare gli ambienti a rischio. Anche la Regione ha diffuso alle aziende sanitarie una serie di schede informative che verranno distribuite alle persone che frequentano questi ambienti. Insomma, in queste settimane vanno prese delle precauzioni aggiuntive, soprattutto la sera e la notte, fuori o dentro casa, quando la zanzara incriminata, quella comune della specie Culex, punge maggiormente. Anche se la zanzara è solo un vettore, le zanzare infatti diventano infettive solo dopo aver punto un uccello infetto. Per ora però il numero dei volatili con infezione in circolazione, come conferma anche l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che monitora anche questi parametri, è ancora alto, il che non fa stare tranquilli. La probabilità di essere punto da una zanzara infetta però per fortuna non è altissima. Inoltre le zanzare sane, anche Culex, che sono la maggioranza, non trasportano il virus da uomo a uomo anche se pungono un umano infetto. Colgo l'occasione per spiegare una cosa. Noi riceviamo moltissime richieste di disinfestazione straordinaria dei adulticidi. È un intervento molto impattante, pesante sia per l'uomo ma anche per gli animali domestici e per l'ambiente, e quindi noi lo realizziamo solo laddove ci sono delle effettive necessità che ci vengono comunicate da ULSS e dalla Regione Veneto. Quindi non è un intervento che si fa a tappeto, perché sarebbe molto dannoso.